Buonasera amici di Mestre, buonasera signori giurati e buonasera a voi amici che siete in questa piazza Ferretto. Grazie, quanti siete? Vi state aggiungendo mano a mano per questo appuntamento importantissimo. Infatti siamo qui per eleggere Miss Venezia 2018. Titolo speciale valido ovviamente per l'ammissione alle prefinali nazionali di Miss Italia 2018, ovviamente 79esima edizione. Bene, queste sono le candidate al titolo, giustamente tese, emozionate, però cariche, grintose, perché, ripeto, sicuramente titoli validi, quelli molto molto importanti. Ma a dare il benvenuto a loro c'è colei che il titolo lo scorso anno di Miss Italia lo ha vinto ed è una nostra ospite graditissima con noi, Alice Rachele Arland, Miss Italia 2017. Buonasera Alice, buonasera. Andiamo giù con le altre ragazze. Facciamo prima la passerella, dai, prima la passerella. Alice, buonasera, grazie innanzitutto per esserci venuta a trovare. Buonasera Michele, buonasera a tutti, grazie a te insomma e a Paola per questo invito, preziosissimo perché questa sera è un titolo veramente importante, io sono contenta di essere qui con voi. Tu sei stata una delle protagoniste tra l'altro del calendario ovviamente da visitare e Miss Italia, dove tanto si è parlato di Enjoy Respect Venezia e di questo ne parlerò io fra qualche istante. Tu ovviamente avrai il compito importante di stare tra i giurati e quindi così avremo il piacere intanto di posizionarci tra la giuria, poi ovviamente staremo insieme a fare una chiacchierata, quindi ci vediamo più tardi, puoi accomodarti e facciamo rientrare anche i nostri concorrenti. Prego ragazzi, potete rientrare prima dell'inizio della selezione, diamo il tempo loro di salire perché ovviamente le scale sono sempre molto molto impegnative, quindi le facciamo rientrare, poi ovviamente torno solo anch'io perché poi la passerella deve essere sempre tutta la sera libera per loro. Allora, dicevamo Miss Italia 2018, 79esima edizione, io chiedo un applauso per Patrizia Virigliani. E ho sempre il piacere di portare i saluti da parte sua, questa donna straordinaria che con tanta grinta, con tanta caparbietà porta avanti questo concorso. Anche quest'anno tantissime sono selezioni che sono state organizzate, parliamo ovviamente della Regione Veneto, ma in tutta l'Italia, con appuntamenti che davvero hanno eletto tante belle ragazze che si incontreranno a Jesolo per le prefinali dal 3 settembre fino all'8, per poi ovviamente sperare di accedere alle finali nazionali in programma a Milano il 17 di settembre in diretta sulla 7. Dicevamo Miss Italia con questo titolo speciale di Miss Venezia. Cosa significa titolo speciale? Significa che la ragazza che vince questa sera non deve partecipare alle varie finali regionali ma accede direttamente alle prefinali. E noi siamo molto felici di essere qui a Mestre perché il motivo per quale è nato questo appuntamento è Enjoy Respect Venezia. Rispettiamo Venezia, rispettiamo questo straordinario gioiello che abbiamo a due passi e che troppo spesso viene maltrattato da tante persone, turisti o spesso magari anche persone che vivono nella zona e non riescono ad apprezzare. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è questo, e una serata come questa può sicuramente servire anche a questo. Cosa accade questa sera? Abbiamo le ragazze, le abbiamo viste, si presenteranno loro nella prima uscita indossando il loro abito, poi le vedremo con il body ufficiale del concorso e poi insomma avremo modo di parlare di tante altre cose. Io mi posiziono al centro del palco, mi scuso con i giurati se dolgo la schiena ma mi è quasi d'obbligo questa sera. Siamo pronti? È pronta la concorrente numero 1? Sì, è prontissima, eccola, ed è lei che apre ufficialmente la selezione di Miss Venezia. Buonasera numero 1, attenzione, io le cito sempre per numero perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere. Vai, presenta. Buonasera a tutti, sono Marico, ho 21 anni, vengo da Milano in provincia di Venezia, pratico pallavolo, lavoro in uno studio di moda. Hai detto tutto, vai, concorrente numero 1.
con la prossima, la concorrente numero 5. Mi chiamo Veronica, ho 23 anni e abito a Mira in provincia di Venezia e nella vita sono una studentessa del dance. Molto bene, prego. Con la numero 6 che vedo già prontissima al centro del palco. Buonasera a tutti, sono Marta, ho 19 anni, vengo da Mestre, studio disciplina delle arti, musica e spettacolo e gioco con la musica. Molto bene, prego, concorrente numero 6. La prossima, la concorrente numero 7. Buonasera a tutti, sono Alessia, ho 21 anni, nella vita faccio l'impiegata e il mestre. Molto bene, vai, concorrente numero 7. Andiamo con la prossima, nella concorrente numero 8. Ciao a tutti, sono Beatrice, ho 18 anni e studio scienze della comunicazione. Abito a Treviso, in provincia di Venezia. Molto bene, prego, concorrente numero 8.
L'abito che indossa la ragazza è un abito proprio, quello con il quale hanno deciso di sfilare. Andiamo con la prossima, che è la numero 11. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia, ho 21 anni, vengo da Mestre e nella vita studio conservazione dei beni culturali. Molto bene, prego. La più fortissima, che la conferenza numero 12, buonasera a te. Buonasera a tutti, sono Marta Casalin, ho 19 anni, abito a Zennarino e frequento l'Istituto Salesiano San Marco. Molto bene, prego. Concorrente numero 12. Andiamo quindi con la prossima, che ovviamente è la numero 13. La conferenza numero 14. Buonasera a tutti, io sono Mara, vengo da Portogruaro, ho 22 anni e nella vita sono un assistente di volo. Molto bene, prego, numero 14. Quindi con la numero 15. Buonasera a tutti, sono Daila, ho 20 anni, sono di Mestre e nella vita faccio la pedagogicità scolastica. Molto bene, prego, la numero 15.
prossima, è il numero 16. Buonasera, sono Veronica Verdi, ho 18 anni, vengo da Venezia e studio architettura al liceo artistico. Molto bene, prego, concorrente numero 16. La concorrente numero 17. Buonasera a tutti, sono Martina, ho 20 anni, sono di Sant'Anna di Chioggia e nella vita sto studiando per difendere la facoltà di femministica. Perfetto, numero 17. Grazie anche al numero 17, facciamo un bel applauso a tutte queste ragazze, bellissime, bravissime, ve dobbiamo dirlo. Tra l'altro io voglio ricordarlo, questo è un titolo speciale, significa che ovviamente Miss Venezia è aperto a ragazze che sono residenti oppure nate a Venezia, nella città metropolitana di Venezia, quindi in provincia di Venezia. Infatti avete sentito che alcune ragazze ovviamente dicono di essere residenti qui in città, oppure altre risiedono fuori dalla città però magari sono nate qui, ed ecco quindi il perché della particolarità di questa selezione. Poi il bello è che in questa serata stanno partecipando ragazze che hanno già partecipato ad altre selezioni quest'anno e avevano tutte le caratteristiche per poter rientrare a partecipare a questa serata. Altre invece che, spinte dalla curiosità, dall'opportunità o forse perché no, dalla voglia di provare questa esperienza nella loro città. Ecco, questa è la cosa bella, di questa serata, in fondo è la cosa bella di Miss Italia, perché le ragazze sono spinte a partecipare a questo concorso perché si divertono, perché trovano un bel ambiente, anche perché in fondo Miss Italia, che da 79 anni ci fa compagnia, fa parte in qualche modo della storia del nostro paese, ed è bello vederle che si impegnano, sfilano. Oggi hanno fatto molte prove, insomma siamo davvero molto felici per loro. Però Miss Italia da sempre ha le ragazze che partecipano e una giuria che ha il difficile compito di scegliere sempre la più bella tra le belle. E io vado a presentarvi i nostri ospiti, la nostra giuria. Iniziamo. Da questa parte abbiamo Alda Banzan, giornalista del Gazzettino, inviata in tantissime edizioni di Miss Italia. Grazie per essere qui con noi. Lei ha partecipato a tante finali, tra l'altro ha fatto una bellissima intervista pochi giorni fa alla nostra Miss Italia, da Alice Rachele Arlang, che è stata ripresa anche dal sito di missitalia.it, quindi grazie ad Alda Banzan. Poi abbiamo da questa parte il presidente della giuria, che è Linda Damiano, presidente del Consiglio Comunale della città di Venezia. Buonasera a lei e grazie per essere qui con noi. Poi abbiamo Maurizio Salvalaio, avvocato, presidente del Casinò di Venezia. L'abbiamo già conosciuta prima, Alice Rachele Arlang, Miss Italia 2017. E da questa parte invece due amici che mi danno l'opportunità di parlare di uno degli sponsor importanti di Miss Italia, perché parliamo di Miluna e con noi ci sono Nicola e Emanuele Stevanato di Gioiellerie Stevanato, che potete trovare a Sandola di Piave e a Zellarino. Quindi grazie per essere qui con noi, perché la loro presenza è gradita, perché ci dà ovviamente la possibilità di parlare di Miluna, uno degli amici
da tanti e tanti anni di Miss Italia, al tempo stesso perché quando c'è la gioielleria così che rappresenta Miluna c'è sempre un bellissimo gioiello per chi vince la selezione, quindi siamo molto felici della vostra presenza proprio per quei motivi. Bene, adesso cosa accade? Adesso abbiamo visto le ragazze sfilare con l'abito, in questo momento magari la giuria ha già dato una sua preferenza indicativa ma senza mettere il voto definitivo. Il voto definitivo verrà messo adesso, nel momento in cui le ragazze faranno l'uscita con il podio ufficiale del concorso, e questo per loro è davvero il momento più importante. Mi auguro che da parte vostra arriveranno dei begli applausi, perché sono il modo migliore per caricare le nostre ragazze, perché un po' di tensione c'è, insomma questi titoli si fanno sicuramente sentire, ma insomma il vostro calore saprà sicuramente dare loro la spinta più giusta. Quindi siamo pronti? Siamo quasi pronti. Io intanto ne approfitto, ho parlato di Miluna e io parlo anche di Rocchetta, l'acqua della salute e della bellezza, l'acqua di Miss Italia, e poi ovviamente vogliamo ricordare Equilibra, questi straordinari prodotti, sono prodotti assolutamente naturali, sono integratori, sono prodotti che potete trovare anche nella grande distribuzione con un rapporto qualità-prezzo sicuramente eccellente. Poi parliamo di Loves Nature, nasce dalla grande esperienza di Equilibra, qui invece Loves Nature parliamo di trucchi naturali, quindi lo diciamo soprattutto alle signore, quando vi truccate usate dei prodotti assolutamente naturali che sicuramente sono il meglio per voi. Oltre a questi ringraziamo ovviamente anche Interflora, gli amici di Interflora che sapete il grande servizio che ci offrono, la possibilità di inviare un omaggio floreale in ogni parte d'Italia e del mondo per ogni occasione, e quindi ricordiamo anche Interflora. Vi chiedo a questo punto un applauso per i nostri partner, grazie. E ovviamente la numero 1 è sempre lei, Marica, prego. 21 anni di Vibo Novo, provincia di Venezia, ovviamente lavora in uno showroom di moda. Poi abbiamo Giulia, la numero 2, 23 anni di Spinea Commessa, io ne parlo commessa, la numero 3 è Federica, 19 anni di Marcon, la numero 4 è Irene, 18 anni di Santa Maria di Sala, la numero 5 è Veronica, 23 anni di Milano. Pronte ragazze? Prego!
Andiamo con un passo avanti per Marica, concorrente numero 1, Giulia, concorrente numero 2, Federica numero 3, Irene numero 4, Veronica numero 5. A questo punto accogliamo altre 4 concorrenti, che sono la numero 6 Agata, la numero 7 Alessia, la numero 8 Beatrice, la numero 9 Vanessa. Quindi un bel applauso per loro e Agata numero 6 fa un passo avanti, Alessia numero 7, Beatrice numero 8, Vanessa numero 9. Nicole numero 10, Alessia numero 11, poi passiamo a Marta numero 12, Maria Letizia numero 13.
per la concorrente numero 10 Nicole, Alessia numero 11, Marta numero 12 e Maria Letizia numero 13. Prontissimo anche il prossimo gruppo, 14 Mara, 15 Daila, 16 Veronica, 17 Martina. La componente numero 17. Un passo avanti per Mara, concorrente numero 14, Daila numero 15, Veronica numero 16 e 17, lei è Martina. Le facciamo rientrare in camerino e grazie ragazzi. Bene. Insomma adesso per le ragazze si sono tolto un bel peso perché questi due momenti lo sanno che insomma si giocano la gara e si giocano il titolo. Io vorrei chiedervi un applauso, lo facciamo subito, per i tecnici che ci stanno dando la voce, le luci, gli amici che curano la regia video. Io vedo attraverso il monitor, state facendo delle immagini straordinarie, riuscite a trasmettere su questi due schermi LED davvero delle immagini bellissime di questa nostra serata, quindi davvero grazie, facciamo l'applauso più forte anche perché io non so che turniamo
lavoreranno, però ieri sera erano qui fino a notte fonda per il festival show, quindi noi li ringraziamo 2 volte per questo. Bene, 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 allora collegheremo in diretta, vediamoci tutti da questa parte, così andiamo insieme da singole premiazioni. Dimmi quando sei in diretta che noi salutiamo dalla piazza. Siamo pronti, amici che ci state seguendo dalla pagina di Miss Italia Veneto, attraverso varie postazioni, telefonino, iPad, tutto quello che funziona, che come potete vedere la nostra pagina. Siamo qui in piazza Ferretto a Mestre dopo una serata entusiasmante, pronti per andare a leggere quella che sarà la Miss Venezia 2018, titolo speciale che consentirà alla vincitrice di partecipare direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia, in programma a Jesolo dal 3 settembre e poi, perché no, chissà, magari arrivare alla vita finalissima in diretta sulla sede da Milano la sera del 17. Abbiamo qui Linda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale Città di Venezia. È finita questa serata, come è andata? Bellissima, complimenti a tutti e complimenti a tutte le ragazze, sono davvero una più bella dell'anno. Grazie a voi, ci avete regalato una piazza, una serata straordinaria. Ci spostiamo dall'assessore Linda Pastò, assessore al turismo del comune di Jesolo, pronti per accogliere tutte queste ragazze per qualche giorno nella vostra bellissima città. Siamo prontissimi, non vediamo l'ora di rivedere le ragazze, perché qua c'è qualcuna delle nostre che abbiamo premiato qualche settimana fa, quindi ci fa molto piacere che il loro sogno continui. Molto bene, grazie assessore. Alice Rachele, un saluto prima delle premiazioni da parte tua, nostra, lo dico per chi ci sta seguendo attraverso le varie postazioni, nostra ospite graditissima questa sera. Assolutamente, voglio salutare tutti, sia le persone che sono in piazza sia le persone che si sono connesse. È stata una bellissima serata, io non vedo l'ora di scoprire chi sarà la nuova Miss Venezia. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutte le ragazze, quelle che partiranno andranno a Jesolo, e quelle che invece magari non ce l'hanno fatta quest'anno, di realizzare tutti i loro sogni. In bocca al lupo ragazze, complimenti. Vorrei Paola Rizzotti, titolare agenzia Molashow.it, esclusivista di Miss Italia in Veneto. C'è Paola, vieni Paola, vieni, raggiungici qui in mezzo ai nostri ospiti. Un saluto anche da parte tua, è indispensabile direi. Vieni. Eccola, vai. Cosa devo dire? Grazie, buonasera a tutti, questo splendido pubblico, ma grazie soprattutto a Piazza Ferretto perché ci ha accolti anche quest'anno in maniera molto calorosa, quindi grazie al Comune, grazie a Vela e grazie a tutto il pubblico presente. I miei complimenti personali a tutte le ragazze indistintamente. Bene, bene, io a questo punto mi faccio da parte e vado a comunicare ufficialmente che il titolo di Miss Venezia 2018, titolo speciale che consente a questa ragazza di accedere direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia, insieme a tutte le altre ragazze che già conoscete, vince Miss Venezia 2018 la concorrente numero 4, Irene Bono di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Ed ecco pronta la corona di luna e arriva Miss Italia con questo bellissimo mazzo di fiori offerta da Interflora, ma per lei non sono finiti qui i regali perché arriva anche vedo Manuel Stevanato con un bellissimo gioiello di luna. Manuel Stevanato insieme al fratello Nicola Stevanato, gioielli mie, ovviamente a Santa di Viale della Riva. Prego Nicola, se vuole raggiungerci anche lei sul palco. Ecco qui che viene indossato il gioiello di luna. Perfetto. Che possiamo dire, signori? Un applauso per tutte le altre ragazze, dai, io lo voglio clamoroso per tutte: Manica, Giulia, Federica, Irene, Veronica, Agata, Alessia, Beatrice, Vanessa, Nicola, Alessia, e poi ancora abbiamo avuto Marta, Maria, Mara, Daida, Veronica e Martina. Grazie davvero a tutte quante voi, siete state protagoniste di uno spettacolo straordinario, però a questo punto Irene Bono si aggiudica il titolo di Miss Venezia. Grazie ovviamente a tutti quanti voi, grazie ad Alice Rachele Arlan che ci ha raggiunto, grazie a chi ci ha seguito, perché in fondo questa sera Miss Italia si chiude qui nel Veneto per questo 2018, grazie a chi ci ha sempre seguito con tanta attenzione e grazie alle migliaia e migliaia di persone che in ogni piazza ci sono venuti a trovare per vedere queste bellissime ragazze e per scoprire anche delle città bellissime del nostro Veneto. Grazie davvero a tutti quanti voi e grazie Piazza Ferretto. Buona serata a tutti, ciao! Applauso.
porteranno fuori il tricolore, così possiamo fare la foto. Un applauso per loro. Bello, le ragazze non escono dal palco, questo è straordinaria questa cosa, questo significa che stanno bene su questo palco, però sappiate che lo devono smontare. Io voglio ringraziare ancora una volta gli amici del Festival Show, facciamo un applauso per loro perché ci hanno dato la possibilità, i tecnici, il video, coloro che hanno gestito il video world, Stefano, tutto lo staff per quanto riguarda la parte audio. Poi un ringraziamento particolare a un caro amico, ma veramente un amico, che è Renato Moro, ci conosciamo da tanti anni, quando faccio manifestazioni da queste parti mi viene sempre a trovare, e quindi grazie davvero Renato. Ragazzi, fate un passo avanti, fatemi venire, io non posso mandarvi a casa. Abbiamo le ragazze sul palco, il pubblico, sta succedendo la stessa cosa che è successa ieri sulla sezione del patrono, cioè la serata di Miss Veneto alla fine è stato perché non andava via nessuno. L'unica cosa che io ho potuto dire è stata una minaccia, facciamo come al cinema, sapete che c'è una pausa di un quarto d'ora e poi riprende lo stesso spettacolo. Io se volete ricomincio anche, la vincitrice resta sempre lei perché non possiamo cambiare, altrimenti noi a questo punto facciamo rientrare ragazzi. Grazie davvero. Diamo la possibilità ai fotografi, ai nostri amici giornalisti, volete fargli fare la passerella? Dai, allora resta qui, allora no, spostiamo questo in questo momento, scusate, ma qui facciamo la regia sul palco, così facciamo vedere nella foto solo il marchio dietro di Miss Italia. Ringrazio i tecnici che seguono l'eco di questa cortesia, lasciamo il marchio Miss Italia, si vede questo? No, lo togliamo, perfetto. E adesso fatto la passerella.